Salve, buongiorno. Che dire, questa cosa dell'Ucraina non si riesce a trovare una motivazione per cui abbia bombardato con i droni gli aerei che potevano in qualche modo togliere la possibilità di essere invasa. Putin, secondo me, la Russia non sta invadendo nessuno, sta soltanto dando la possibilità all'Ucraina di diventare autonoma. Quando c'è un Zelensky che è impetuoso ed è prevaricatore e vuole decidere per l'Ucraina e per ogni volontà che essa voglia avere a disposizione di interazione con la Russia. Io ho capito che la Russia vuole intercedere in modo adeguato e in modo consono che dia la possibilità alla Russia di avere dei vantaggi con lo sviluppo appunto di quest'altro stato che è l'Ucraina. Dei vantaggi che dia alla Russia un'occasione di nuove novità. Per esempio può essere il vantaggio di avere uno Stato alleato che si prodiga a dare emancipazione a tutti i russi. L'Africa deve intervenire mandando tutte le personalità importanti a dialogare con questi due soggetti. Io penso e credo che l'Asia con la Russia abbia una prova di capacità intuitiva che non sia indifferente, piuttosto che sia un prodigarsi verso una nuova modernazione della libertà e del modo di essere liberali. Essere e avere l'opinione di libertà e democrazia è individuare la grandezza di uno Stato, dove la tecnocrazia non deve percepire una disponibilità di intervento nei confronti di questi due Stati. L'utopia può derivare nel momento in cui si può trasferire una possibilità umanitaria che dia un intervento di emancipazione e globalizzazione a questi due Stati che si stanno probabilmente mescolando e diventando uguali sotto l'aspetto di integrazione umana. Cioè intendo che la Russia con i suoi interventi in quelle cittadine ha portato nuovi soggetti che possono dare e avere integrazione con gli ucraini. Gli ucraini
a sua volta devono capire e trovare il modo di assicurare che questi soggetti non vengano turbati in alcun modo, cioè devono essere integrati. E poi comunque deve essere integrata tutta l'Africa che è lì vicino, la Turchia, Istanbul appunto, deve assicurarsi che possano avere un proseguo e una continuità di poter andare, entrare in Ucraina e in Russia da civili liberi, da persone libere, in modo che non vengano assaliti o non vengano considerati come invasori. La Russia non deve essere considerata come invasore dell'Ucraina e l'Ucraina non deve difendersi da una Russia che vuole integrare i russi in Ucraina. Devono sviluppare un popolo comune, un popolo che si integra, Non è un'invasione, è un'integrazione sia dell'uno che dell'altro. Deve esserci un cessate il fuoco da parte della Russia. Deve fermarsi la Russia. Deve fermarsi. Putin deve fermarsi. Deve fermare. Soffro quando stai scurando, notte stai lontana. Si sapesse quanta volta ti pagavano un pensiero film che si fa. Lasciassi tutte cose e poi vorresti a casa solamente come fa abbracciare. Si sapesse che te vedi che sente con la voce per me, che a me non ci stai. Non può capire che ti fa a me. Si sapesse quanta volta ti danno aiutato.